hai smesso un attimo di pensarci perché sei consapevole che avrai tutto da dare fin qui. Sono arrivati veri eroi, ma una sola farà festa, l'altra abbasserà la testa in ginocchio. Amici di Sportisti, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Fiorilli di Casteldaccia, provincia di Palermo. Petrosino Villarosa è la finalissima della Coppa Sicilia 2021-2022. Le due squadre che sono arrivate fino in fondo, salite già in promozione ma che non vogliono accontentarsi, soprattutto il Petrosino che è una finale ha già persa, quella dei playoff nel girone A di prima categoria contro l'Accademia Trapani negli ultimi minuti. Infatti il salto in promozione è dato dal fatto che è la sfidante oggi di una squadra che ai playoff invece ha trionfato, il Villarosa, secondo nel triangolare dietro l'Accademia che alla fine ha vinto le due formazioni. Petrosino con il 5-3-2 rustico in porta, due cambi per Ingargiola, York largo a destra, questa è la novità, Giacalone a sinistra, il centrale di destra è Gancitano, il centrale di sinistra invece è Davide Quinci. Al centro della difesa Siragusa, centrocampo a 3 con Sparacia, l'interno di destra, l'interno di sinistra invece è Sellitto, al centro del campo c'è Tilotta, la coppia d'attacco è formata da Amodeo e Cenciarelli. Risponde il Villarosa di Mario Polisi che rispetto alla gara di ritorno in semifinale contro il Melas cambia 4 elementi. C'è tra l'altro la novità dell'ultima ora, l'infortunio in riscaldamento da parte di Salvo al suo posto Greco. 4-4-1-1, Amico in porta, in difesa da destra verso sinistra Lodico, la mattina di Blasi e Mardi. Ben 3 novità su 4 rispetto allo scorso match. Cimino a destra sulla linea di centrocampo, largo a sinistra c'è Caba come detto Greco e Camara. Sulla tre quarti Bangura, alle spalle di Cordaro. L'arbitro del match è Davide Lopresti della sezione di Messina. Leggero freschetto qui nella provincia di Palermo a Casteldaccia, con il Petrosino che in semifinale ha battuto il Vizzini, ha pareggiato all'andata 2-2 al Comunale nella provincia di Trapani. Poi c'è stata la vittoria schiacciante per 5-1 nella provincia di Catania, mentre il Villarosa ha superato il Melas. Anche la formazione di Folisi ha pareggiato nel primo match, sempre con il risultato di 2-2. Poi la vittoria proprio 3 giorni fa, domenica, al Comunale della provincia di Enna per 2-0 con le reti decisive di Cordaro e Sollima. Ancora qualche check alla rete alla sinistra dei vostri schermi per risolvere un piccolo buco. Entrambe le squadre oggi si giocano tanto, essenzialmente si giocano il trofeo, perché di solito la Coppa Sicilia viene sfruttata per accedere al prossimo campionato di promozione non giocando magari i playoff, un obiettivo che potrebbe essere sfumato per esempio nelle ultime giornate di campionato. Non è stato un problema per il Villarosa, mentre il Petrosino, proprio perché il Villarosa è salito tramite i playoff da sfidante, ha approfittato, ha colto la palla al balzo e l'anno prossimo giocherà anch'esso nel campionato di promozione. Sembra essere risolto il problema alla porta alla nostra sinistra. Tutti comodi, inizia Petrosino Villarosa con il primo pallone gestito dalla squadra di Folisi, oggi in maglia bianca e pantaloncini blu, mentre il Petrosino risponde in completo rosso. Subito un pallone in profondità, York, il passaggio in avanti per Cenciarelli, oggi schierato in attacco, lui che fino a 2 anni fa giocava in Serie C, si è fermato a causa Covid. Poi la chiamata del Petrosino per ripartire dalla prima categoria. Lancio lungo, colpo di testa che non c'è, anche con qualche sensazione di fuorigioco da parte di Sellitto. La presa da parte di Amico. Lancio verso il centro del campo con la gestione tentata da Cimino. Attenzione ad Amodeo. Il tunnel ai danni di Sparacia, la girata di Cenciarelli. È anche fortunato nel rimpallo contro Cimino. Adesso può girare in fascia in maniera ravvicinata ai compagni. Pallone che esce però veramente di poco. E allora rimessa laterale, c'è stato anche il tocco di tacco di Lodico che concede il primo calcio d'angolo della partita in favore del Petrosino, che è iniziato con il piglio giusto questa finalissima, e dunque sarà l'opportunità
dalla bandierina per la squadra di Sandro Ingarziola. Tutti in mezzo a muoversi, a voler staccare di testa, a trovare il primo gol del pomeriggio. Parte la traiettoria, colpo di testa di Amodeo sopra la traversa. Eccola qui la prima chance del match con Amodeo, uno dei uomini di più esperienza questo pomeriggio. Intanto l'arbitro richiama un attimo Cenciarelli perché bisogna chiudere la porta a fondo campo per poter far ricominciare il gioco, per permettere ad Amico di rimettere il pallone in gioco. 20 gol in stagione per Amodeo, ha segnato proprio una tripletta nella semifinale di ritorno contro il Vizzini a Vizzini, è stata la prima della stagione, poi ha realizzato anche 3 doppiette lungo la stagione e varie marcature singole, soprattutto nella primissima parte di stagione. È stato un crescendo il suo finale di stagione, c'era stata la doppietta nella semifinale d'andata contro il Vizzini e la tripletta al ritorno per un totale di 5 gol contro la formazione catanese. Intanto poco fa Cenciarelli ha preso una pallonata in faccia, ce n'è stata più di una. Alla fine l'arbitro ha fischiato la punizione per il Villarosa. La mattina diversi presenti anche qui al Fiorilli di Casteldaccia, non tantissimi. Rimessa laterale con il controllo da parte del Villarosa, altro atterramento, la pallone ritorna per le maglie bianco-azzurre, non la mantiene in campo Camara. Nuova rimessa stavolta per il Petrosino. Un percorso anche fortunato perché il Petrosino ha avuto anche la vittoria a tavolino nel quarto d'andata contro l'Aspra, dopo che sul campo addirittura aveva perso 4-1 a Bagheria. Poi la segnalazione del guardaline asprense non autorizzato a causa dell'età, e la vittoria a tavolino nella gara d'andata poi finì 2-2 al fine di consolidare il passaggio del turno in semifinale. Poi la vittoria contro il Vizzini e adesso la sfida al Villarosa che invece per esempio al primo turno ha superato la formazione del Sant'Anna Enna, che ha affrontato anche nel proprio girone di prima categoria siciliana, il girone C. Poi la vittoria, il passaggio del turno, o meglio agli ottavi contro le Branciforti, un doppio pareggio, però Villarosa ha avuto il vantaggio dei gol in trasferta. Poi stesso esito per quanto riguarda i quarti di finale contro la più favorita Geraci, e il passaggio in finale a causa della vittoria contro il Melas. Lancio lungo, la gestione con la presa di Amico dopo il tocco, seppur minimo, di La Mattina. Cimino l'aggancio, prova a ripartire il Villarosa dopo che Amodeo ha messo un po' i brividi alla traversa di Amico. Cimino si deve fermare perché ha ricevuto un colpo in faccia. E dunque calcio di punizione per il Villarosa. Cimino si rialza adesso. Che a sua volta è il bomber del Villarosa, era stato a riposo nella semifinale di ritorno contro il Melas, lì che ha segnato 23 gol, 5 nelle ultime 4. Possiamo dire anche 5 nelle ultime 3, non considerando appunto l'ultima partita giocata per qualche minuto.
praticamente uno più quelli di recupero. Camarà lamenta un fallo di mano da parte degli avversari, comunque il Villarosa mantiene il possesso. Mardi viene fermato per il tocco di Sellito, allora può avanzare il Petrosino con Cenciarelli, il lancio lungo in fascia per Sellito, mette in calcio d'angolo la difesa del Villarosa con la Mattina. Alla fine si riparte da Amico con il Petrosino che ha cercato la mossa d'attacco, non è stato così. York che oggi deve effettuare un lavoro più difensivo che offensivo. Lui, un attaccante, oggi è schierato come quinto di destra. L'appoggio, il liscio però di Tilotta, e allora si riparte da Di Blasi. Avanza Lodico, lancio profondo a non trovare nessuno, alla fine la prende York contro il pressing anche visivo di Kaba. Alla fine Tilotta spazza dalle parti di Amico questo pallone abbastanza controllabile. Petrosino che è partito meglio avendo un'occasione di testa con Amodeo, il pallone è terminato poco oltre la traversa, forse l'ha anche toccata un minimo. Villarosa invece che sta cercando di gestire questi palloni, però l'occasione vera e propria non è arrivata. La lancia di Davide Quinci, pallone che ritorna ad Amico, portiere del Villarosa. Petrosino che oggi deve fare a meno di Impeduia, un altro tassello importante della squadra di Ingargiola, mentre il Villarosa in difesa deve fare a meno di Ferrara, espulso negli ultimi minuti nella semifinale di ritorno contro il Melas, lui che è il vice capitano della squadra della provincia di Enna, dunque è costretto a saltare questo appuntamento con la storia, perché sia Villarosa che Petrosino non hanno mai vinto una Coppa Sicilia. Il Villarosa nella storia aveva vinto però una Coppa Trinacria nel 1983, la Coppa Trinacria quella riservata alle squadre della seconda categoria. Parliamo ovviamente di altri tempi, c'era anche un'altra società, mentre il Petrosino proprio niente, sempre parlando di Coppa Sicilia come il Villarosa. E se 90 minuti pareggiano, cos'è? Tempi supplementari. Il rinvio di Rustico, non c'è però il controllo corretto senza fallo di Giacalone, dunque calcio di punizione battuto subito. Lo dico, lancio lungo in area di rigore, si cerca la corsa dei compagni, ma il pallone finisce sul fondo. È stato cercato Cocimano anche sotto questo punto di vista. C'è stato un cambio per quanto riguarda il Villarosa, uscita dal campo di Salvo a costretto il Villarosa ad avere meno qualità in mezzo al campo. Intanto cross dentro di Cenciarelli che arriva da Amico. Mardi, il pallone giocato con classe da Cocimano, poi Bangura se ne va da Cimino. Bangura lo segue, Cimino va invece verso l'interno, non subisce l'intervento falloso e allora lancio lungo, c'è Amodeo, colpo di testa di La Mattina, sempre per Amico. 12esimo, sempre 0-0 tra Petrosino e Villarosa. In caso di parità si va ai tempi supplementari, in caso di ulteriore parità si va ai calci di rigore.
giusto per mantenere il giusto a sua volta equilibrio per queste due squadre che sono arrivate fino in fondo, soprattutto sono arrivate all'8 di giugno per giocare questa finalissima. Un titolo della Coppa Sicilia che viene assegnato dopo 2 anni in cui la competizione è stata annullata a causa Covid. Nella stagione 2019-2020 per il campionato fermato a febbraio-marzo 2020 a causa del lockdown che poi c'è stato, che ha interrotto praticamente tutto il movimento calcistico nazionale e mondiale. L'anno scorso si giocò soltanto il primo turno delle partite e poco più. A maggior ragione in quel caso si decise di annullare tutto. Quest'anno la ripartenza vera e propria, con Petrosino e Villarosa che si contendono questo trofeo che per l'ultima volta nel 2019, nella stagione 2018-2019, è stato vinto dal Comiso, formazione del Ragusano. Nuovo rinvio dal fondo per Rustico. Ci sono diverse indicazioni per Cencerelli da parte di Ingargiola. Adesso il Petrosino cerca di lanciare lungo il colpo di testa di Bangura, la va a prendere la Mattina per girarla in difesa. Da Lodico. La Mattina evita il proprio avversario, ennesimo lancio lungo per Cordaro, insegue il pallone, c'è anche Siragusa in zona. Cordaro quasi a puntare. Siragusa, c'è il cross, immediatamente respinto, calcio d'angolo per il Villarosa. La battuta affidata a Mardi. C'è il movimento di Camara sul secondo palo, invece si cerca Caba, colpo di testa ad allontanare, lo dico davanti alla pressione di Tilotta. Mardi stava per evitare l'avversario con una proposta morbida, ma niente da fare per il giocatore del Villarosa, squadra che ha modo di ripartire lo stesso con il pallone passato dalla Mattina a Cocimano, che a questo punto si è abbassato tantissimo, ovviamente adesso rientra nella sua posizione di attaccante. Bangura ravvicinato per Camara, adesso Mardi non si allarga più di tanto, non avanza Caba, largo a sinistra, il pallone poi scorre al limite dell'area di rigore, cerca di prenderlo di testa Cenciarelli, ancora Cenciarelli quasi ad insistere, il duello con Di Blasi. Cenciarelli, duello fisico, resiste anche a Bangura senza fallo, si va dietro, Tilotta, Camara lo trova il giocatore della Villarosa che a sua volta può allargare, Cimino un po' di spazio in più per Iennesi, pallone ok per l'esterno bianco-azzurro, colpo di testa di York che finisce questa azione da una parte all'altra in maniera immediata, con il Villarosa che continua. Non c'è un vero padrone del gioco, tanti palloni che vengono gestiti con la speranza di poter costruire qualcosa, ci sono spazi veramente minimi in mezzo al campo. Parla di più ai suoi Ingargiola, al contrario di Mario Polisi. Ennesimo rinvio per Rustico. Si lamenta un fallo a centrocampo Caba, evitando York. Caba, c'è Bangura. Si inserisce Cordaro, riceve in area di rigore sinistro, schiacciato a terra per Rustico. Ha avuto alla fine troppo poco spazio per costruire e creare da quella posizione qualcosa di più pericoloso.
Ennesimo rinvio dalla classe 87 Rustico. Iniziato la stagione in promozione alla Folgore Castelvetrano, poi è sceso in prima categoria al Petrosino. La promozione l'ha riconquistata grazie a questa finale di Coppa Sicilia che sta giocando oggi. Fallo anche con un fischio prolungato da parte dell'arbitro. Fino ad ora non ci sono state ammonizioni, però giustamente se il gioco si intensifica anche da questo punto di vista, non può sicuramente finire benissimo. A proposito di ammonizioni, per diffida c'è una grande assenza nella casa Petrosino, oltre a quella di Impeduia. Si parla di Agate in difesa. A terra Sparacia subisce fallo con l'aiuto di Bangura. E dunque calcio di punizione per il Petrosino. Manca un pallone, episodio che accade spessissimo nei campi di provincia. Nel lancio lungo la Mattina risponde, pallone rimbalza sul cerchio di centrocampo. Cocimano per Bangura, l'appoggio per Caba, prima di lui York, non prende Giacalone con la gamba allungata. Allora rimessa per il Villarosa, dove è andato a salire Tony Lodico. Lodico per Camara, non si sbarazza subito di Sparacia che rimane giù. Si continua. Cimino, passaggio di prima, lo scambio con Camara. Cimino ancora in avanti, di prima intenzione insiste, però c'è la trattenuta secondo l'arbitro. Punizione già battuta per il Petrosino. Il tocco di Lodico fuori ed è rimessa laterale. Entrambe le squadre hanno potuto concentrarsi sulla Coppa, sulla fase finale di questa Coppa Sicilia, dato che i playoff li hanno terminati relativamente in anticipo, soprattutto il Petrosino che ha perso la finale playoff contro l'Accademia Trapani 2-1 a Trapani all'88esimo, dopo aver sconfitto per 5-0 il Custonaci in semifinale, mentre il Villarosa ha avuto l'accesso diretto alla finale della Girone C contro il Calcarelli. Attenzione, intanto Cordaro, pallone attraversa tutta l'area di rigore, finisce sul fondo. Il pallone non è stato indirizzato verso la porta, però non è stato esattamente tranquillo. Dicevamo della finale playoff del Girone C di prima categoria siciliana del Villarosa, pareggiato 0-0 contro il Calcarelli, partita che è continuata oltre il 90esimo, poi i supplementari e il triplice fischio, dato il miglior piazzamento rispetto agli avversari. Villarosa che ha terminato al secondo posto nel girone C, mentre il Calcarelli al terzo. E dunque per il regolamento è passato al triangolare playoff promozione, quello decisivo in cui i primi due posti sono stati dedicati al salto di categoria. Villarosa che ha perso la prima partita contro il Gemini a Casteltermini 3-2. Gemini che poi ha avuto la peggio perché in precedenza aveva perso in casa dell'Accademia Trapani 3-0. L'ultimo match, quello tra Villarosa e Accademia Trapani, è finito 3-2 con il salto di categoria per Accademia Trapani e Villarosa. Il Gemini poi ha giocato il triangolare delle perdenti con il primo posto, l'unico valido per l'ultimo salto di categoria, lo ha conquistato, pareggiando nell'ultima sfida per 1-1 a San Fratello a causa della differenza reti. Proprio con la formazione sanfratellana ha avuto il salto di categoria. Dunque San Fratello che giocherà un altro anno in prima categoria con tanto rammarico assieme alla Sant'Alessio, l'ultima sfidante di quel triangolare lì.
Il rilancio sbagliato di Amico, attenzione al Petrosino, risolve tutto Camarà. Aveva recuperato la sfera per un attimo Sparacia. Adesso siamo all'altro lato di riferimento con l'avanzata di Lodico a superare il proprio avversario. Passaggio dentro, c'è la Cimino col sinistro respinto. L'opportunità per Leandro Cimino. York insegue questo pallone, evita la mattina e anche contro Di Blasi che però lo ferma. Ancora York insiste, lo tocca sì il pallone, poi se lo porta fuori. Gargiola segnala una irregolarità non segnalata con un calcetto non visto, secondo lui, dall'arbitro nei confronti di un proprio ragazzo in maglia rossa. Cenciarelli. York, il passaggio di prima, c'è Mardi in quella zona di campo. Camarà la vede rimbalzare oltre la sua testa. Scambio di prima della Petrosino, il pallone passa dopo la mattina. Allora Amodeo cerca di avanzare un po' in maniera lenta, poi il tentativo e la parata di Amico su Tilotta, calcio d'angolo. L'ha avuta lì all'improvviso l'occasione Dennis Tilotta e dunque calcio d'angolo per i trapanesi che cercano di riportare la Coppa Sicilia nella provincia di Trapani dopo 11 anni d'attesa. L'ultima a riuscirci fu il Salemi nella stagione 2010-2011. Dunque corner per il Petrosino, la battuta di Diego Cenciarelli, pallone pericoloso sul secondo, il colpo di testa, Petrosino in vantaggio, la rete decisiva che sblocca la partita e dunque 1-0, si sblocca tutto alla Fiorelli di Casteldaccia. La dedica da parte di Siragusa, uno dei tanti uomini di esperienza, si va a prendere i complimenti di tutti. 1-0 per il Petrosino, il gol di Siragusa. Il gol di Siragusa e dunque cambia la situazione in questa finale di Coppa Sicilia. La rete segnata dal mediano classe 81 che dunque sblocca questa situazione. Petrosino che ha avuto le migliori occasioni, prima con Amodeo, poi con Tilotta. Dal calcio d'angolo è nato il gol del vantaggio. Non è stato un gol cercato con insistenza, dato che l'occasione di Amodeo è capitata nei primissimi minuti, poi i tentativi del Villarosa, seppur non verso lo specchio della porta, poi l'occasione di Tilotta e il gol di poco fa al 24esimo di Siragusa. Fallo su Amodeo, nuovo calcio di punizione per il Petrosino. Siragusa con questo gol fa 3 in stagione, ultima rete segnata alla 26esima giornata di campionato del girone A di prima categoria siciliana, il 24 aprile, quel 3-2 contro il Cinisi. Barriera a 2 per il Villarosa. Vediamo un po' che succede all'interno dell'area di rigore. I giocatori di entrambe le squadre sono tutte racchiuse lì. Le figure in campo, Cenciarelli, lancio lungo per Tilotta, finisce sullo fondo. Il passaggio di La Mattina con il pallone per Lodico. Camarà, lo scambio con i propri compagni, con Cava che da sinistra si è spostato a destra come al suo solito.
protezione però dei giallorossi. Lancio lungo di Siragusa a levar via, altro liscio in mezzo al campo, pallone rimbalza in zone pericolose, si lamenta un fallo, poi il tocco con la schiena in caduta di Sparacia. Cordaro va a parlare con Lopresti di Messina. Niente da fare. Intanto Di Blasi si lamenta con la propria difesa. Ha detto letteralmente sono le 4 di pomeriggio, non si può mica dormire. Testimonianza del fatto che non sia soddisfatto di quello che attualmente sta succedendo per il Villarosa. Martì, Bangura, anche un accenno di palleggio, gamba alzata di Cordaro, non aiutato anche dal terreno di gioco che non è perfetto. Lotta contro Camara, è stato commesso fallo da parte del guineano, calcio di punizione di giallorossi ovviamente. Villarosa che potrà ripartire. Di Blasi, lancio lungo, il pallone finisce sulla testa di Siragusa, poi Sparacia gira per Giacalone, insegue Capa. Giacalone verso il centro, arriva anche Cimino che la tocca un po', sì, ma il giocatore del Petrosino va largo per servire sulla fascia di destra, nulla da fare però. Martì porta lui il pallone per vie centrali per Cocimano. C'è il varco a cercare Caba, pallone intelligente, Caba ce l'ha sul sinistro, tira alto però, l'occasione per Maricaba, l'idea di Cocimano nei suoi confronti, pallone che è arrivato in area di rigore, calciato però alto da Moricaba. Infatti non è soddisfatto in Gargiola dalla panchina, non vuole queste distrazioni da parte dei suoi. Lancio profondissimo, insegue York che conquista il pallone amico, deve ritornare indietro, non c'è nulla su Kawi York che da terra reclama il calcio di punizione dal limite. Mardi fermato dallo stesso York, stavolta a commetterlo il fallo, ammonito l'esterno del Petrosino e dunque calcio di punizione. L'arbitro avvisa anche in Gargiola per quanto riguarda le sue proteste. Il giallo lo possono prendere tutti, quindi tutti allo stesso tempo sono a rischio. Gargiola sostiene la maglia larga. Visto che non la vuole capire, sono venuto qui adesso, ok? E non torno più. La prossima volta che vengo qui è per far andare fuori, ok? E basta. Guardala bene, guarda. Parole abbastanza chiare da parte dell'arbitro nei confronti del numero 1 in panchina, l'allenatore della Petrosino, Sandro Ingargiola, per le proteste assolutamente graziato. Colpo di mano di Cocimano, un favore per parte. E allora si va con la punizione per i giallorossi. Superata la mezz'ora, Petrosino sempre avanti grazie al gol di Siragusa di testa alla 24esima. Rimessa in proiezione offensiva per il Petrosino. C'è Sellitto, si muove Tilotta, l'appoggio con il petto sempre per Sellitto. Mardi supera Tilotta, poi Sellitto riesce a passare York che si è trovato però in posizione di fuorigioco. Alla fine Mario Folisi, al posto di Salvo, ha fatto giocare
Cocimano facendo partire dal primo minuto. C'è il tiro di Mardi, fuori. L'occasione per il Villarosa con Youssef Mardi che prova a dare una scossa ai suoi a causa del punteggio di 1-0 a sfavore. Il tentativo del classe 2005, farà 17 anni a luglio, il ragazzo cresciuto nel settore giovanile del CL. La provincia di Caltanissetta alza la traiettoria, Siragusa, tanti colpi di testa, il pallone rimbalza davanti a Cordaro, calcia, tiro respinto però in zona, Petrosino tutto schiacciato a voler spazzare al più presto il pallone. York, colpo di testa verso Amodeo, c'è il tocco di Camara ma è per Sparacia, lancio di Sparacia a cercare York, esce non esce, amico, la prende comunque il portiere del Villarosa per far ripartire Bangura. Camara, pressione minima di Sparacia, si va allora da La Mattina, lo dico, Cabà vuole lo scambio con Cimino, soltanto che il passaggio è uscito lungo rispetto al desiderio. Gargiola che per dare indicazioni ai suoi arriva fino all'altezza della linea di centrocampo nonostante il vantaggio, perché Petrosino sta conducendo per 1-0. Una finale a cui tengono entrambe le squadre. Sponda di Cocimano per Bangura, si gira da Mardi, il colpo a levar via da parte di Siragusa. Sponda tentata da York, finisce giù Sparacia, tutto ok per l'arbitro che subito dopo ferma tutto perché rimane a terra il giocatore del Petrosino. Piccolo capannello attorno a Nicola Sparacia, un centrocampista classe 98. Si chiede l'intervento della panchina, si chiede anche la disponibilità per quanto riguarda il ghiaccio e i giocatori di entrambe le squadre ne approfittano anche per rinfrescarsi. C'è caldo in mezzo al campo, clima però sopportabile. Gioco fermo, dunque non ci sono state particolari interruzioni. Questa è sicuramente quella di maggior rilievo, con 5 minuti che sono scorsi più o meno dall'occasione avuta da Amodeo. Quel tentativo di Tilotta ha permesso il Petrosino di conquistare quel calcio d'angolo che ha dato poi il vantaggio alla squadra di Trapani con il colpo di testa di Siragusa al 24esimo. Pallone che verrà scodellato dall'arbitro, come si dice in gergo, alla fine consegnato per il Villarosa con Bangura che gira in fascia da Lodico. Cava, si muove Cimino, attacco, non c'è nessuno però, Camara eventualmente era rimasto indietro e allora Amodeo spalla la porta, ha pressato tantissimo dalla mattina ma si gira molto bene Amodeo, ancora Amodeo, fallo da dietro di Camara, calza le braccia, l'ho visto io, dice l'arbitro. È ottimo il movimento di Amodeo, tantissima esperienza, assoluto navigatore in Sicilia e non solo, ha giocato anche in Serie B nel 2003 con la maglia dell'Ascoli, 4 presenze, è stato lì soltanto per 6 mesi, poi ha giocato anche nel Trapani con 19 presenze, 4 gol nella 2002-2003 e tante esperienze soprattutto in Serie D con Sciacca, Sidermo, Termoli
anche Carpi, Pordenone, Piacenza, diverse anche le esperienze in C2 e C1, tra cui con la maglia del Teramo. Per la prima volta quest'anno sceso in prima categoria. L'impatto non poteva essere migliore. Sono quasi 300 le presenze in Serie D di Amodeo. La girata di Cencerelli, passaggio in avanti, York, sponda per Tilotta, si va verso il centro del campo da Sparacia, sulla fascia sinistra un po' in ritardo Giacalone, e allora lo dico, la pallone di Cava per Camara, evita così Sparacia, lancio lungo con Cava che ancora insegue il pallone, lo mette fuori debolmente Siragusa, efficace però la sua protezione del pallone dentro l'area di rigore del Petrosino. Lo dico, il passaggio sfila le gambe di Cava e allora si ritornerà dal rinvio di Rustico. Il rinvio di Rustico, la spallata di Amodeo, servizio lungo verso Kawi, colpo di testa di Lamattina e Sciamico che la prende. Kawi York che ha lamentato un tocco da parte del portiere. Attenzione a Cocimano, avanza il Villarosa, servizio dentro un po' troppo lungo per Cordaro, il pallone scorre sul fondo. C'è stato anche un colpo al metallo della panchina della Villarosa, proprio da parte dello staff biancazzurro, per la disperazione. Ancora non è arrivata una vera e propria occasione. Vediamo se può arrivare adesso, con il pallone allargato per Cocimano, vicino alla bandierina del calcio d'angolo, punta gli avversari, cross dentro di Cocimano, al volo il colpo verso la porta di Cava. C'è però il calcio d'angolo, questa qui sicuramente è tra le occasioni più importanti. Cava che era rimasto per un attimo in più a terra, l'arbitro stava arrivando nella sua zona pensando che si fosse fatto male, e invece no, calcio d'angolo per il Villarosa. Ecco la battuta abbastanza lunga verso il secondo palo, leva via York. Cencerelli può partire lui, eventualmente c'è Tilotta dall'altro lato, ma abbastanza lontano, ci sono più maglie biancazzurre in zona. E allora si affida tutto a York che gira adesso per la corsa da parte di Amodeo. In zona si propone Sellitto, Amodeo verso il centro, evita anche Cordaro, Amodeo passaggio verso l'interno, caduta e contrasta, attenzione a Sellitto, pallone dentro, levato via dalla difesa del Villarosa. Azione che alla fine è continuata, il pallone è stato giocato dalle due squadre. Ganci, Tano, lancio contrastato da Camara, nuovo colpo di testa di Sparacia. Si gioca tanto in mezzo al campo, altro tentativo di sponda da parte di Cordaro, adesso Cocimano, nuovo possesso Petrosino, non c'è un vero destinatario, lancio lungo di Cencerelli verso York, Amico. Si cerca in quasi tutti i modi di far arrivare il pallone in zone pericolose, ma in un modo o nell'altro a sua volta si interrompe tutto, sia da una parte che dall'altra. Bangura, Mardi, si cambia tutto a cercare Cimino, controllo improbabile anche per quanto riguarda la coordinazione, soprattutto per la presenza di Giacalone in pressing, di conseguenze fallo per Leandro Cimino. Gancitano ha chiesto calma a Sellitto.
Nuovo pallone che rimbalza davanti Cocimano, l'appoggio dello stesso Gancitano su Rustico. Rustico in mezzo al campo, la va a prendere Caba, poi Cimino finisce giù. Calcio di punizione. A chiedere spiegazioni Giacalone. Arbitraggio abbastanza convinto da parte di Davide Lopresti di Messina. Dunque punizione per gli ennesi, che dopo aver conquistato per la prima volta nella sua storia il campionato di promozione adesso vogliono fare bis con la Coppa Sicilia, proposta sul fondo di Cocimano, che chiede scusa a tutta la squadra. Il rinvio di Rustico, Mardi colpisce di testa ma per la propria difesa, infatti la mattina appoggia tutto da Eric Amico. Amico, colpo di testa a favorire Cenciarelli, non ci arriva però con la gamba nel servire Tilotta in zona. Di Blasi si ferma, propone lungo, vuole cercare, vuole trovare Cordaro, l'appoggio in fallo laterale di Gancitano. Il Villarosa guadagna metri con Cocimano che scambia con Mardi, arriva Bangura, l'alzata per Cocimano, serie di triangoli, ancora Gancitano in fallo laterale, pallone che arriva nella gradinata della Fiorilli. La battuta della rimessa laterale di Mardi, Cordaro, appoggio all'indietro, se la cava ma non va a superare Gancitano. Bangura fermato da York con fallo. Dice che fallo è Tilotta. Arbitro che vuole velocizzare le operazioni. Amodeo, ennesimo recupero. Dopo l'occasione tantissimo lavoro per la squadra. Lo dico, allarga da Caba, insegue l'altro set, Giacalone, cross basso dentro, svirgolata di Siragusa in calcio d'angolo. Villarosa che spinge a suo modo in questo finale di primo tempo, manca meno di un minuto, dopodiché sarà eventuale recupero. Cocimano dalla bandierina. Parte la battuta verso la testa di Blasi, che finisce sul fondo, impossibilitato a puntare la porta, difesa da Rustico. Si aspetta la proposta lunga di Rustico, ma è per Caba, poi Sparacia a recuperare. Sparacia sempre a cercare York, l'uscita di Amico di testa, a schiacciare fuori. Sale così il Petrosino. Sellito. Arbitro che però nota il troppo tempo impiegato dalla squadra di Ingargiola per la battuta. Ma c'è il regalo per York. L'anticipo di Camara, grida assordante di York dopo il contrasto con Camara, ammonito anche lui. Anche lui riceve il cartellino giallo. York l'aveva ottenuto in precedenza, dunque un ammonito per parte e punizione per il Petrosino. Si chiede l'intervento dello staff giallorosso per Kawi York, che al momento non si può rialzare. Piccola parentesi al Marsala in eccellenza l'anno scorso per il classe 98. È stato al Petrosino un ritorno successivamente, perché ha giocato anche in giallorosso quando la squadra della provincia di Trapani militava in seconda categoria. Ormai alla terza stagione
con questi colori. Barriera solita 2 per il Villarosa, c'è Cenciarelli ormai oltre il 45esimo. Ecco la proposta di Cenciarelli verso la porta, amico. La risposta con i pugni del portiere del Villarosa, che giustamente quel palo non l'ha coperto per la sua barriera. E dunque l'arbitro fischia, fa finire tutto per quanto riguarda il primo tempo. 1-0 Petrosino, sta decidendo la rete di Siragusa al 24esimo, un colpo di testa dopo che Tilotta con una conclusione da fuori ha ottenuto il calcio d'angolo per la propria squadra. Petrosino più pericoloso sin dall'inizio, con l'occasione avuta sempre di testa da Amodeo, finita poco oltre la traversa. C'è stata appunto questa opportunità per Tilotta, che ha concesso quel calcio d'angolo da cui poi è nato il gol del momentaneo vantaggio segnato da Siragusa. Il Villarosa ha spinto, ci ha provato con Mardi, un tiro che è finito sul fondo, poi un'altra conclusione da fuori con deviazione, serie di prove di conclusione per quanto riguarda sia il capitano Cordaro che il suo assistente nel pacchetto offensivo Cocimano, che ha preso il posto di Salvo all'ultimo minuto praticamente per un problema, per un infortunio nel riscaldamento da parte del mediano biancazzurro. Noi ci ritroviamo tra meno di un quarto d'ora per il secondo tempo di questa finale della Coppa Sicilia tra Petrosino e Villarosa.
Secondo tempo di Petrosino Villarosa è la finale di Coppa Sicilia 2021-2022, 1-0 il risultato parziale. C'è stato il gol di Siragusa al 24esimo, un colpo di testa su azione di calcio d'angolo, ancora il Petrosino che insiste, conclusione da fuori da parte di Sparacia che finisce sul fondo. Petrosino che ha avuto un maggiore impatto sulla partita. Subito dai primi minuti ha avuto una chance con Amodeo, un colpo di testa che è finito oltre di poco la traversa dalla porta difesa da Amico. Poi c'è stato un tiro dal limite dell'area di rigore con Tilotta, c'è stata la deviazione di Amico da quel calcio d'angolo. Siragusa ha colpito di testa all'interno dell'area di rigore verso la porta e ha potuto condurre il suo Petrosino in questa finale di Coppa Sicilia che garantirebbe un posto nel prossimo campionato di promozione, ma già è stato assegnato allo stesso Petrosino che è la sfidante di una squadra che già in promozione c'è, arrivata tramite i playoff grazie al secondo posto nel triangolare playoff promozione dietro l'Accademia Trapani, e dunque Petrosino che da sfidante, da finalista, ha ottenuto il pass sfruttando un po' l'occasione. Fallo su Cordaro e dunque calcio di punizione fischiato dall'arbitro. Cordaro si è fatto un minimo male, secondo l'arbitro, però non è stato lui a commettere l'irregolarità. Il pallone è gestito da Rustico che ha dovuto mettersi il cappello perché c'è sole qui a Casteldaccia, siamo nella provincia di Palermo. Partita che si sta giocando in campo neutro, attenzione a Cocimano sinistro con la respinta di Rustica, attenzione all'opportunità in area di rigore, Cordaro, il pareggio del Villarosa con Giuseppe Cordaro in apertura di ripresa. 1-1, inizia diversamente questa frazione di gioco per la squadra della provincia di Enna. La dedica per Di Salvo che si è infortunato nel riscaldamento e Cordaro mette tutto in equilibrio al 48esimo. 1-1. Secondo gol consecutivo dopo quello segnato nella semifinale di ritorno a Villarosa contro il Melas. La rete segnata da Giuseppe Cordaro e dunque tutto in parità. Nel mentre Rustico è rimasto a terra, ha probabilmente ricevuto una botta, forse ha sbattuto nel tentativo di recuperare il pallone. Comunque in quella circostanza lì il gol per il Villarosa è stato convalidato e dunque 1-1. A Siragusa al minuto 24 ha risposto Cordaro al minuto 48. Nel caso di parità si va ai supplementari, in caso di ulteriore parità si va ai calci di rigore. Non era così per quanto riguarda le semifinali, in cui valeva la regola dei gol in trasferta. In finale cambia tutto, con questo fattore da considerare. E allora si riparte con qualche momento di ritardo rispetto alla rete segnata da Cordaro, che ha permesso il Villarosa di pareggiare. Lancio lungo, il contrasto con Cordaro protagonista, cartellino giallo per il capitano del Villarosa che ha trovato poco fa la rete. Il fallo commesso su Davide Quinci, il terzo ammonito della partita, il secondo in casa Villarosa. Il primo è stato Camarà, mentre tra i giallorossi il giallo lo ha ricevuto York, che ha iniziato da quinto di destra la sua partita, poi
si è spostato in attacco, facendo indietreggiare un po' Cencerelli. Lopresti di Messina, l'arbitro di questo pomeriggio, che va a richiamare Cordaro a sbrigarsi nel far battere la punizione ai propri avversari. Calcio di punizione battuto da Siragusa, colpo di testa a levar via con Camarà e Cava che cercano di spazzare il pallone. Giacalone in mezzo a tante maglie bianco-azzurre. Il Villarosa sta trovando più fiducia in questo inizio di secondo tempo. Cimino trovato Cordaro in posizione regolare, Cordaro davanti Rustico, esce il portiere, pallone dentro, deviazione in porta, c'è il gol del Villarosa con Cocimano, ma c'è stato allo stesso tempo il tocco di Gancitano. 2-1 immediato per il Villarosa con Cocimano, e l'abbraccio stavolta è per l'allenatore Mario Polisi. 2-1, è cambiato tutto in maniera rapida, prima con Cordaro, adesso con Cocimano. La rete del Villarosa, i festeggiamenti di Cocimano, addirittura selfie in seguito all'esultanza. 2-1 Villarosa. Petrosino obbligato a rispondere, c'è stata una reazione simile per il Villarosa anche nella semifinale d'andata a Santa Lucia del Mela contro il Melas, sotto 1-0 nel primo tempo. Poi i gol segnati da Cimino e lo stesso Cocimano hanno ribaltato tutto. Poi ci fu il pareggio del Melas che ha portato il match per la decisione finale per quanto riguarda la squadra disposta a passare il turno al ritorno. Adesso è accaduta un po' la stessa storia, ma in tempi più brevi. Calcio d'angolo per il Petrosino, battuta sul primo palo, il pallone rimbalza in area di rigore, lo va a toccare Giacalone, attenzione alla conclusione, immediato pareggio del Petrosino, ancora una volta con Siragusa, la prima doppietta in campionato. 2-2, tantissime proteste del Villarosa verso l'arbitro, ma il Petrosino ha risolto tutto. Villarosa sembrava respirare quell'aria di Santa Lucia del Mela in cui ha ribaltato anche in quella circostanza il risultato. Non è stato così, dunque 2-2, che inizio di secondo tempo. Oh, raga, sveglia, 2-2. Arrivano i complimenti anche dalla porta di Rustico e adesso la finale si accende con entrambe le squadre che la vogliono vincere. Sembrava essere il Petrosino in vantaggio, anche avvantaggiato dal fatto che Petrosino ha giocato l'ultima partita una settimana fa, ovvero la semifinale di ritorno a Vizzini, mentre il Villarosa ha giocato 3 giorni fa, superando il Melas. Petrosino che gioca anche in questo tipo di campo, perché al comunale della provincia di Trapani a Petrosino c'è anche in quel caso un campo in erba naturale, seppur in condizioni non proprio ottimali, mentre la Villarosa gioca in terra battuta. Adesso la finale ha preso una piega diversa, con 3 gol nell'arco di 5 minuti. Prima c'è stato il pareggio di Cordaro al 48 di gioco, poi 4 minuti più tardi il pareggio segnato da Cocimano. Immediata reazione dei giallorossi con Siragusa, che con un bel tiro abbastanza potente nel giusto ha battuto Amico. Primo cambio del match con l'uscita dal campo di Lodico, entra Laudani. Lodico che oggi è tornato dalla
diffida. Anzi no, è uscito la mattina ed è entrato Laudani. Lo dico semplicemente, era a bordo campo per battere la rimessa laterale. Un po' un'illusione. Dunque, il primo cambio del match con l'ingresso di Laudani per la mattina. Bangura continua a lottare, c'è anche York sotto gli occhi della panchina del Petrosino, sotto gli occhi del proprio allenatore Ingargiola, che ha rischiato il cartellino giallo per proteste. L'arbitro lo ha graziato. Contrasto, fallo su Tilotta. L'arbitro richiama Camarà. C'è anche Cocimano a parlare con l'Opresti di Messina. Lì Davide Quinci a voler mettere fine un po' alla situazione. Sta di fatto che si proseguirà con la battuta della punizione da parte del difensore del Petrosino, classe 84. Davide Quinci, colpo di testa da parte di Di Blasi, sì, però Amodeo ha commesso un fallo in attacco. Dunque si riparte da Amico. Il rinvio dalla portiera della Villarosa, colpo di testa all'indietro, un po' rischioso di Sparaci, infatti è Cocimano a recuperare il pallone. Cocimano gira tutto a trovare Mori Cava. Cava avanza in fascia, c'è anche l'arrivo di Cencerelli, Cava se la porta fuori. Per quanto riguarda il proseguo del gioco ci sarà la rimessa laterale per il Petrosino. Scambio tra Giacalone e Davide Quinci. Giacalone ce la fa a mantenerla in campo, spallata di York. Cava vuole proporre verso Cordaro, la prende Cocimano, si gira in tempo, eventualmente c'è Mardi a sinistra, alla fine si affida alla propria difesa. Lancio lungo per il nuovo entrato Laudani, il possesso però finisce in favore del Petrosino. Il passaggio di Sparacia per York, un po' solo da quelle parti, eventualmente c'è l'inserimento di Tilotta in mezzo, cross che attraversa tutta l'area di rigore. Tilotta recupera in tempo a puntare gli avversari. Camarà l'appoggio e il suo possesso del pallone. Cimino la mantiene, no, non si continua perché, lo dico a crampi ma a livello superiore, perché viene assistito subito. Ci sono anche diverse grida in mezzo al campo, che non lo dico, che cerca anche di capire, seppur leggermente, cosa sia successo. Si è dovuto fermare il terzino del Villarosa, che oggi è tornato dalla diffida. Per quanto riguarda i cartellini che ha ricevuto lungo il cammino in Coppa Sicilia, lui decise la sfida al comunale di Villarosa contro il Geraci, praticamente un lancio dalla fascia di destra che poi è finito casualmente in porta. Quel gol che ha permesso al Villarosa di accedere in semifinale. Adesso si ritrova fermo lì in quella zona di campo. Villarosa anche fortunato perché la porta da quel lato è quella in cui il Petrosino dovrà attaccare in questo secondo tempo. Vedremo se ci sarà quel qualcosa in più per far continuare il match oltre il 90°, perché a ora l'esito sarebbe quello dei tempi supplementari, ma ovviamente c'è ancora una partita lunga da giocare, una mezz'ora abbondante per decidere il destino di Petrosino e Villarosa per quanto riguarda la conquista
di questa Coppa Sicilia, sarebbe la prima nella storia per entrambe le società. Una Coppa di categoria, il Villarosa la vinse negli anni 80, fu però la Coppa Trinacria, quella riservata alle squadre di seconda categoria. Adesso il passo più lungo, dopo aver ottenuto la promozione attraverso i playoff, conquistando il secondo posto nel triangolare alle spalle dell'Accademia Trapani, un percorso in salita con la sconfitta contro il Gemini e poi la vittoria decisiva proprio contro l'Accademia Trapani nell'ultima giornata. Gemini che poi ha trionfato nel triangolare delle perdenti contro Sant'Alessio e San Fratello. Resta a terra Tony Lodico, che in carriera ha giocato in prima categoria anche con la maglia del Nicosia, sempre quindi nell'Ennese, poi il trasferimento al Villarosa nella 18-19, questa è la quarta stagione in bianco-azzurro. Sono tanti ragazzi della squadra di Polisi che militano da diverso tempo in questa squadra, anche diversi prodotti del settore giovanile. Per esempio contro il Melas nella semifinale di ritorno ha segnato Alessandro Solli, ma al 92esimo in ripartenza nella semifinale di andata invece ha giocato dal primo minuto Paolo Rapè. Proprio Rapè nella gara di domenica contro il Melas ha dato un enorme contributo dal momento in cui è entrato, sfiorando anche lui il gol, calciando oltre la traversa dopo un traversone arrivato dalla sinistra. Applausi per Tony Lodico che si sistema a fondo campo. C'è un'assistenza nei suoi confronti, intanto la panchina della Villarosa si riscalda. Proprio Rapè effettua diversi esercizi di stretching. Vedremo un po' quale sarà il cambio di Polisi, sarebbe il secondo di questa partita. È proprio Rapè a effettuare l'entrata in campo al posto di Lodico. Questa è una mossa offensiva, anche se Lodico è un difensore ma ha ugualmente caratteristiche da esterno alto perché spinge abbastanza. Dunque dentro Rapè al posto di Lodico che non ce la fa. Adesso sì che Lodico esce. Pallone consegnato alla Villarosa, o meglio buttato fuori per permettere alla squadra della provincia di Enna di battere la rimessa. E dunque si va con la battuta di Moricaba. Di Blasi attacca York, lancio lungo, la pallone rimbalza davanti Cordaro, il contrasto assieme a Siragusa che va a sincerarsi delle condizioni di Cordaro. Fallo involontario, ma comunque grave, sulla nuca. Dunque punizione dal cerchio di centrocampo per la formazione di Polisi. La battuta fitta centrale, il pallone rimbalza, arriva dalle parti di Cimino che aggancia giù, poi tenta il sinistro a giro, finisce sul fondo. Non rientra la traiettoria di Leandro Cimino, sarà solamente rimessa dal fondo per Rustico. Intanto qualche parola di Davide Quinci a Giacalone in fase di marcatura verso gli avversari. Corre York, un po' ostacolato da Di Blasi, ancora York, insiste il Petrosino, pallone allargato per Tilotta, ce l'ha sul sinistro, poi sbaglia la scelta, infatti ha calciato direttamente sul fondo, probabilmente voleva un pallone di ritorno per York.
Occasione un po' buttata al vento per il Petrosino. Lancio a centrocampo, colpo di testa a schiacciare di Sparaci. Adesso il pallone in profondità, c'è Amodeo, posizione regolare. Adesso sì che c'è la segnalazione da parte del guardalinee, fuori gioco di Giovanni Amodeo e calcio di punizione per il Villarosa. Approccio diverso in inizio di frazione per il Petrosino rispetto alla prima, in cui Amodeo stesso ha trovato quel colpo di testa che stava per portare il Petrosino in vantaggio dopo pochissimi minuti. Poi c'è stato comunque il gol di Siragusa, ha segnato una doppietta, uno dei tanti giocatori esperti della squadra giallorossa allenata da Sandro Ingargiola. Ancora Cimino, cerca le traversone verso l'interno, colpo di testa di Davide Quinci in fallo laterale. La rimessa di Caba, adesso Di Blasi, lancio profondissimo verso Cordaro che l'aggancia, poi calcia sul primo palo. Intanto il grandissimo lavoro nel controllare il pallone con gli occhi, che è arrivato giù, l'appoggio, il tiro. Giocatori che soffrono il sole in mezzo al campo, tant'è che lo stesso Rustico, il portiere del Petrosino, si è dovuto mettere il cappello per essere aiutato tramite la visiera. Colpo di testa di Caba, la va a prendere, però Cimino se la porta quasi fuori. Guadagna però la rimessa con astuzia. Camara, nel passaggio di Camara per Bangura, voleva girare per Mardi, ma ha passato il compagno tutto su Sellito. Il Villarosa avanza comunque con questa conquista del fallo laterale. Sempre Youssef Mardi a cercare Bangura, prima di lui la difesa del Petrosino, pallone spazzato che di conseguenza è finito tra gli alberi. E nuova rimessa laterale. Camara, continua Mardi. Mardi aveva continuato la sua corsa mentre Camara ha servito il pallone al compagno nella posizione iniziale. Rapé evitato da Cenciarelli, passaggio verticale di Amodeo per York. Tanto in zona c'è lo stesso Sparacia, pallone fuori e sarà calcio d'angolo per il Petrosino. Tiro dalla bandierina. Indicazioni di Rustico dalla propria porta per i compagni che si avvicinano in area di rigore. Petrosino che vuole riportarsi davanti nel punteggio. Tra poco la battuta è effettuata adesso verso Amodeo sul primo, altro tocco di una maglia bianca-azzurra, quella di Blasi, e a consegnare un altro calcio d'angolo ai trapanesi. Altro calcio d'angolo, Camara di testa, levar via, va ad inseguire Cocimano con la pressione di Giacalone. Ancora Cocimano, nuovo tocco per una nuova rimessa per il Petrosino. Battuta effettuata, colpo di testa fuori di Bangura. Il Petrosino avanza sempre di più lungo la fascia di destra. L'appoggio di Sparacia, cross dentro, ma il pallone di ritorno per il compagno che poi ha effettuato il cross. Non è valido perché c'è stata la posizione di fuorigioco. Siragusa, spazio in avanti, non la va a prendere, però la difesa del Villarosa, amico, a fermare York.
Ci aveva creduto Kawhi York. È stato lì Amico a prendersela. Colpo di testa dell'alto Davide Quinci contro il più basso Rapé. Amodeo calcia col sinistro di prima intenzione. Probabilmente aveva già capito di non poter più avanzare. Anche il pallone non lo favoriva, dato il rimbalzo. Poi su un campo del genere può accadere di tutto. E ha preferito calciare. E la bomber giallorosso. Mardi. Pallone profondo, si cerca una sponda da parte di Cordaro, ma il pallone arriva a Davide Quinci. L'aggancio, il passaggio per Giacalone, supera 2 avversari, poi il fallo di Caba, dice no Caba. L'arbitro ha fischiato ugualmente. L'arbitro ha il cartellino giallo in mano. C'è per Caba. Terzo ammonito in casa Villarosa dopo Camarà e Cordaro. Moricava si aggiunge alla tabellina dell'arbitro. 20 minuti alla fine, sempre 2-2. Punizione Petrosino, la battuta c'è, Diego Cenciarelli. Tanti movimenti al limite dell'area e all'ingresso dell'area di rigore. Va Cenciarelli a rientrare verso il secondo, cerca il tiro Davide Quinci, ma alza troppo la gamba commettendo fallo. Ha tutta la punizione rischiosissima perché arriva Cenciarelli a recuperare. Protezione del pallone da parte di Amodeo, molto bene, stava allargando per i compagni, si gioca ancora. York pressato da Mardi, perde il possesso, c'era eventualmente Sparacia che non ha fatto in tempo a recuperare. Poi Sellito a prendersi la rimessa contro, non ce la fa a riconquistarla, ma il Villarosa ha rischiato tanto in fase di impostazione. Lì Amodeo recupera diversi palloni e sa come gestirli nel caso in cui un avversario è pronto a contrastarlo. A sua volta Davide Quinci fa regalare un brivido anche ai suoi compagni, evita tutto Cenciarelli, serie di palleggi contro Caba, nuovo contrasto, stavolta subisce il fallo Caba contro Cenciarelli, la punizione è sua per il giocatore del Villarosa. Arrivano comunque complimenti per Diego Cenciarelli sia dalla gradinata del Fiorelli di Casteldaccia che dai compagni. Intanto si sta riscaldando a bordo campo Alessio Folisi, uno dei 2 figli del tecnico Mario Folisi. L'altro figlio è Mattia, il vice, anche lui disponibile in panchina. Tra l'altro oggi ritorna dalla squalifica perché si è fatto espellere nella gara d'andata in semifinale. Occhio qui con Giacalone ad anticipare Cimino, che era pronto eventualmente sul secondo palo a sparare in porta. Squadre leggermente più superficiali in questa fase. Prima ha rischiato il Villarosa in difesa, poi il Petrosino allo stesso modo, adesso Giacalone a dare i brividi. Dunque calcio d'angolo Villarosa, la battuta di Cocimano, colpo di testa a levar via, ci aveva provato ancora una volta Cimino. I bianco-azzurri girano dietro in difesa con il passaggio di Rapé per Amico, l'alzato del portiere sempre verso Rapé, colpo di testa, ma tutto viene preso da Bangura. Cocimano fermato da Giacalone, Cocimano resiste, va verso il centro del campo, regala tutto per Sparacia. Amodeo, apertura a far girare il pallone verso York, Amico
c'è il fallo di York, infatti Amico era saltato in aria. York è stato ammonito, dunque rischia un po' di più rispetto agli altri. Non ho voluto farlo, dice Kawhi York. Camara, anche lui impreciso a regalare palla a Siragusa. Adesso il pallone di Tilotta verso Amodeo, contrastato molto bene da Kaba in fallo laterale. Ancora nessun cambio per Ingargiola. Forse una mossa in ottica tempi supplementari, mentre il Villarosa ne ha spesi 2 con gli ingressi di Laudani e Rapé. Cross dentro, Amico. Mardi per Cocimano. Ci sono diversi spazi per avanzare, scivolata vuota di Sellitto su Camara. Nuovo pallone sulla sinistra, si puntano gli avversari, Gancitano viene superato, attenzione al pallone dentro verso Rapé, anticipato da Giacalone. Ancora una volta il Villarosa con questi palloni della morte, come li chiamano in Spagna, a un passo dal 2-3. Ancora Mardi, evita Sellitto, Mardi sempre di più in faccia, cross dentro, Cimino, tocco verso l'interno, guardare poi Rapé sopra la traversa. Villarosa pericolosissimo, stavolta non si è spenta subito l'azione, Cordaro a riproporla dentro, Rapé il più giovane là davanti a calciare alto, gasatissimo in questo finale di stagione, Paolo Rapé. Ecco il primo cambio per il Petrosino, è pronto ad entrare Fusinato, anche lui giovanissimo, classe 2003, 19 anni. Vedremo un po' chi sarà il giocatore ad uscire. Esce Sellitto, effettua il proprio congedo dal campo dall'altro lato. Dunque dentro Giovanni Fusinato, terzino destro. Posiziona più o meno in quella zona di campo coperta inizialmente da Sellitto. C'è stato anche qualche dialogo tra la panchina della Petrosino e l'arbitro. Si può andare con il colpo di testa di Gancitano, fuori però. Villarosa che sta costruendo la propria fiducia da questi palloni pericolosi che sono arrivati in area di rigore. Qui cambio di Camara non perfetto, il pallone arriva a Caba, Cimino, la protezione del Petrosino con il solito giacalone, ma è tutto recuperato da Mori. Caba segue il movimento, Rapé cerca il tunnel Caba, c'è Davide Quinci davanti a lui. Rimessa per il Villarosa con Mori Caba. Insegue Cimino, alla fine Caba effettua la rimessa lunga verso Bangura che è da solo, ma si fa recuperare il pallone dagli avversari. Passaggio verso Amodeo, un po' troppo corto, ma il Petrosino ne approfitta ancora. Cenciarelli contro Bangura, si continua. Camara, adesso sì che il Villarosa ha spazio concreto per avanzare, ma il passaggio è nuovamente impreciso. Siragusa riconsegna tutto a Mardi. Mardi, il pallone di Cordaro, apre a sinistra, si punta Fusinato, appena entrato. Ancora una volta la protezione di Cocimano che inganna Fusinato. Ancora Cocimano, cross dentro verso il secondo palo, colpo di testa di Giacalone, la presa di Rustico. Villarosa che adesso sta spingendo un po' con la stessa azione proposta più volte. Il cross dalle fasce e gli inserimenti in area di rigore. Amodeo, il solito movimento a protezione del pallone, passaggio per Cenciarelli,
cerchio di centrocampo con Sparacia, non perfetto, arriva Camarà. Adesso Mardi, passaggio di Camarà per Bangura, fallo però su Camarà, cartellino giallo per l'autore di questo fallo, ovvero Sparacia. Secondo ammonito in casa Petrosino, e prima è stato York, che successivamente ha rischiato di prendersi un altro giallo dopo il contrasto in una circostanza con il portiere del Villarosa, Eric Amico. Punizione Villarosa, parte Mardi lunghissimo a cercare Cimino, anticipato solo più bello proprio all'ultimo da Giacalone. Il contrasto tra Cenciarelli e Bangura, alla meglio il giocatore del Villarosa, senza fallo, ma però Bangura sbaglia tutto. Attenzione all'avanzata di York, nuovo passaggio che non trova il destinatario giusto. Cordaro fermato da dietro da Gancitano, Mardi aspetta il pallone, ma c'è Sparacia al solito. York insegue, colpo con la mano di Camarà, c'è il cartellino giallo. Siccome era ammonito Camarà, si prende il cartellino rosso. Villarosa in 10. Infatti l'arbitro non ha estratto subito il cartellino rosso, dunque espulso Camarà. Villarosa che deve fare a meno del proprio interno di centrocampo, che esce un po' sconsolato. Villarosa in 10, dunque potrebbe essere un'arma a favore del Petrosino a 8 dalla fine. Calcio di punizione per il Petrosino, tutti ad aspettare la battuta verso l'area di rigore. Eccola qui da parte di Cenciarelli, colpo di testa di Caba, c'è Bangura, esce il Villarosa, c'è Mardi largo a sinistra, si propone anche Cocimano, chiede palla e l'attaccante del Villarosa, apertura che però arriva a Gancitano, ostacolato da Cimino in zona, l'aggancio da parte di Cenciarelli che può avanzare, ancora Cenciarelli, pressato da Bangura, fallo da parte di Abdou Bangura, nuovo cartellino giallo estratto dall'arbitro. Tanto agonismo in questo finale di partita. Adesso le ammonizioni diventano tante, soprattutto lato Villarosa. Ci sono Cordaro, Bangura e Caba con il giallo addosso, lo aveva fino a qualche minuto fa anche Camarà, ha ricevuto il doppio giallo e il rosso, che ha decretato l'espulsione definitiva. Nuova punizione per il Petrosino, siamo più o meno nella stessa zona da cui si è battuta la precedente, solita barriera a 2 per i biancoazzurri e solita battuta da parte di Diego Cenciarelli. Fischia l'arbitro, Cenciarelli la fa viaggiare, stacca meno York, questo era il suo desiderio, ancora Tilotta, mezzo a tante maglie, serie di palleggi, se la vuole controllare bene per poi calciare al volo in rovesciata, ma è stato commesso un fallo in attacco. Sparacia ha avuto modo di presentarsi sul secondo palo, ma alla fine non c'è stato un colpo concreto dalle parti di Amico. Alla fine l'azione si è fermata per un fallo in attacco del Petrosino. Bangura si cerca Cimino, colpo di testa, scavalcare Giacalone. Alla fine è proprio Cimino a commettere fallo. Mister, vale anche per lei, ok? Arbitro che richiama anche Mario Polisi dalla panchina. Polisi che voleva la punizione per il suo Villarosa. La prossima volta qualcuno
Cimino non ci crede. Va a parlare anche il capitano del Villarosa, Giuseppe Cordaro. E punizione per il Petrosino con la battuta di Davide Quinci. Ecco Quinci verso Amadeo, colpo di testa all'indietro, la prende Mardi. Comunque in zone sicure. Adesso Camara. Con l'espulsione che ha ricevuto poco fa. Villarosa è costretto a giocare in 10 in questo finale. Colpo abbastanza duro di Cimino, adesso sì, è il fallo più visibile. Punizione già battuta, l'arbitro fa giocare Cenciarelli, insegue Rapé, arriva anche Caba che recupera senza fallo con il giocatore a terra. Tutto regolare, l'avanzata di Cordaro ad evitare Davide Quinci, poi ci mette tutto quello che può Gancitano a spazzare via. Rapé fa un po' di giri, non ha nulla da cercare, si spazza in avanti, Rapé ci mette una gamba, ancora Siragusa, serie di rimpalli da entrambe le parti, Cocimano a terra, l'arbitro era in zona, fa continuare comunque Mardi, non la spazza, attenzione a York, amico, gliela blocca davanti alla faccia. Poco più di 3 minuti al 90°, si continua a giocare, ottima giocata invece qui di Siragusa a fermare Cordaro che era quasi sicuro di andare avanti. Squadre larghe, infatti Siragusa fa passare il pallone, non lo prende Amadeo, York gli stava credendo dopo il rimbalzo, ma niente da fare. Vedremo a questo punto chi la spunterà tra Petrosino e Villarosa. Lancio lungo Siragusa, fuori. Villarosa che ai supplementari ci è andato nella finale playoff contro il Calcarelli. Petrosino che invece ha disputato sempre 90 minuti. Fallo su Giacalone. Cimino cerca ancora spiegazioni da un paio di minuti. E punizione per il Petrosino con Davide Quinci. In tanti sono oltre la linea del centrocampo, eppure siamo lontani dalla mattonella in cui si è battuto questo pallone. Tilotta rimbalza davanti la difesa del Villarosa che rischia un po' con Laudani, la presa di Amico. Non ci sono cambi, entrambe le parti, tutte e due le squadre sono consapevoli dei tempi supplementari. Manca l'ultimo minuto prima del 90°, avanza il Villarosa che comunque la vuole vincere. Veronica di Cocimano, però siamo subito dall'altro lato. Giacalone non evita Caba che poi finisce a terra, chiede il calcio di punizione a favore Caba, è soltanto rimessa laterale per il Petrosino. Gancitano ancora Giacalone a proteggere, c'è Sparacia in zona, l'alzata di Rapé, Cenciarelli ancora di testa, la difesa del Villarosa con Di Blasi, si gira tutto da Giacalone, cross dentro, pallone arriva da Amodeo, York al volo, traversa dopo il tocco di Amico. Che occasione per il Petrosino, un passo dal colpaccio al 90° in finale di Coppa Sicilia. Che pallone, è arrivato a York, ma determinante lo è stato soprattutto Amico che ha spinto
quel pallone sulla traversa, se no finiva dentro il tempo di recupero già da 30 secondi. Calcio di punizione per il Villarosa. C'era stato un fallo, però dopo il contrasto in seguito l'occasione di York, ma si continua a giocare. Avanza ancora il Petrosino, Giacalone verso York, stop di petto, si gira ancora al limite, pallone in mezzo, Amodeo schermato da Acaba. Amico mette fine a tutto. Segnalato in maniera specifica il recupero dall'arbitro. Si continua a giocare. Rimessa laterale per il Villarosa, batte Mardi. Risponde di testa il Petrosino con Sparacia. Ancora Mardi, l'aggancio di Cimino, l'avanzata in fascia, tocco dentro, colpo di testa di Davide Quinci. Ancora Sparacia verso l'interno, l'apertura di Tilotta verso York, vuole l'aggancio, non c'è. Ancora verso l'interno, se la cava, evitandosi di Blasi ma con fallo. Anche York chiede spiegazioni. York rischia tanto perché ha il giallo addosso già da un po'. Mardi batte la punizione, sponda di Cimino, spalla alla porta per Cordaro, non evita però Siragusa. C'è però il triplice fischio dell'arbitro e allora tempi supplementari tra Petrosino e Villarosa in questa finale di Coppa Sicilia che ancora dopo 90 minuti non si è decisa. Il vantaggio di Siragusa al 24esimo, poi nella ripresa, soprattutto all'inizio della ripresa, succede un po' di tutto, con il pareggio al 48esimo di Cordaro, la rimonta completata per il Villarosa 4 minuti dopo con Cocimano che ha sostituito all'ultimo minuto di Salvo, il mediano. Il play del Villarosa causa infortunio nel riscaldamento, pareggio immediato del Petrosino sempre con Siragusa dopo un minuto al 53esimo. Noi ci risentiamo tra poco in attesa dei tempi supplementari tra Petrosino e Villarosa. Ci si gioca la prima finale di Coppa Sicilia per entrambe le società, per entrambe le squadre.
arrabbiano perché è ancora più. Se cazzo non è buono. Come potesse essere. Se cazzo allora caga. Vabbè, questi sono andati fuori, non è buono. No, height. Castelganzi potesse essere altra mia. Sì. No, amma perché. Bentornati in diretta dal Fiorilli di Casteldaccia, siamo in attesa dell'inizio dei tempi supplementari tra Petrosino e Villarosa, 2-2 dopo 90 minuti in cui le due squadre si sono contese questa edizione della Coppa Sicilia, quella riservata alle squadre che hanno giocato il campionato di prima categoria. Il vantaggio di Siragusa per quanto riguarda il Petrosino al 24esimo, poi nell'inizio di secondo tempo c'è stato il pareggio di Cordaro al 48esimo, 4 minuti dopo il gol di Cocimano. Dunque al 52esimo, un minuto più tardi, il 2-2 sempre di Siragusa alla primissima doppietta in stagione. Lui che non è un vero e proprio bomber, ma può giocare soprattutto a centrocampo come in difesa. Ultimi check da parte della terna arbitrale per far iniziare questi tempi supplementari. Eccoci qui, dunque Villarosa e Petrosino si giocano ancora questo trofeo. Ricordiamo che il Villarosa è in 10 perché all'82esimo è stato espulso Camarà per doppia ammonizione. Questo è il deficit per la squadra allenata da Mario Folisi. Entrambe le squadre tra l'altro hanno speso pochi cambi in previsione anche di questi tempi supplementari. Per esempio il Petrosino ha fatto entrare Fusinato, mentre il Villarosa soltanto Laudani e Rapé. Proprio Rapé ha avuto una delle occasioni più importanti nel finale di partita. Adesso vedremo chi avrà la meglio, chi soffrirà di meno, perché ricordiamo che il Petrosino non gioca da una settimana perché ha disputato la semifinale di ritorno lo scorso weekend più l'inizio di questa settimana, quindi più di una settimana fa. Ha sconfitto il Vizzini nella provincia di Catania per 5-1 e dunque ha avuto un accesso abbastanza anticipato rispetto alla finale che il Villarosa ha conquistato 3 giorni fa. Nel weekend domenica ha battuto il Melas 2-0 dopo il 2-2 dell'andata nella provincia di Messina, e a oggi in 10 uomini è costretto, in un certo senso costretto, a giocarsi i tempi supplementari per ottenere la finale. Sarebbe veramente un'impresa per quanto riguarda il Villarosa, sulla carta anche penalizzato dal campo, dato che la squadra di Folisi gioca in terra battuta mentre il Petrosino in erba, ovvero lo stesso tipo del terreno di gioco di del Fiorilli di Casteldaccia. Pallone dentro, colpo di testa che finisce sul fondo. Il tentativo di Cordaro, ma c'è stata una deviazione. Inizialmente è stato concesso il rinvio dal fondo, dunque si va per questa opzione senza nessun tocco da parte degli avversari. In caso di ulteriore parità, lo ricordiamo, calci di rigore. È stato equilibrato tutto per quanto riguarda il regolamento. Per questa finale, in semifinale non era così, nel senso che valevano i gol in trasferta, quelli che nel professionismo non ne esistono più. Invece tra i dilettanti si sono mantenuti. È anche da considerare che non c'è una regola fissa, perché possono cambiare da turno a turno nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, quindi parliamo anche di campionati giovanili e anche quelli di calcio a 5, sempre in ambito regionale, soprattutto da regione a regione ci sono i vari cambiamenti, quindi in base al contesto, se vogliamo ridurre il raggio in base un po' alla provincia che accoglie una partita, possiamo trovare regole diverse.
Colpo di testa di Fusinato, l'unico subentrato in casa Petrosino. Mardi protegge palla, la spedisce al centro. Villarosa chiuso in difesa. La giocata di Caba ad evitare la pressione avversaria di Giacalone. Ancora Caba, lancio lungo a cercare Cocimano, il colpo di testa di Davide Quinci, il pallone ritorna dal capitano dei giallorossi, è stato fischiato comunque un fallo dall'arbitro Davide Lopresti di Messina e dunque calcio di punizione battuto per il Petrosino. Cenciarelli non serve in avanti, si affida a Gancitano. Siragusa, pallone per la gestione di Sparacia, che però commette un'irregolarità, fallo di Sparacia. È uno tra i giocatori ammoniti. Sparacia, è stato ammonito anche York, che in seguito al giallo ottenuto ha rischiato tante volte di essere espulso. La doppia ammonizione l'ha avuta invece Camarà lato Villarosa. Attualmente ammoniti tra i biancazzurri ci sono Cordaro, Bangura e Caba. Villarosa oggi abbastanza sfortunato anche per l'infortunio che ha rimediato Di Salvo, il pilastro a centrocampo. Nel corso del riscaldamento al suo posto è entrato Cocimano, che ha pure segnato, quindi alla fine tanta sfortuna non c'è. E poi Lodico è dovuto uscire per crampi. Attacca proprio il Villarosa con Cocimano che conquista un angolo contro la presenza di Sparacia. C'è un po' di carica per la squadra ennese dalla gradinata a cielo aperto del Fiorilli di Casteldaccia. Parte la battuta, il tocco di Rustico a smanacciare dall'altro lato Villarosa, che rimane con 4 uomini dietro. A questo punto, fino a un momento fa, in fase difensiva, essendo la propria squadra in 10 uomini. Mardi alla battuta alta di questo calcio d'angolo, colpo di testa da parte di Laudani, finisce fuori. Rustico al rinvio dal fondo, si è messo il cappello con la visiera nel corso del secondo tempo a causa del sole che lo disturbava un po'. Adesso se l'è tolto, anche perché ha cambiato porta, Amico, colui ad avere un po' il sole in faccia. Passaggio in fascia, attenzione a Cenciarelli, c'è il rimbalzo a favore Amico, respinge il pallone, insiste però il Petrosino con Giacalone che era andato lì. La risposta di Amico, è arrivata un'altra occasione per la squadra di Ingargiola, che insiste. York rimpalla a favore con Mardi a terra, si continua l'alzata di Cordaro, gamba tesa, occhio perché Cordaro è stato ammonito, l'arbitro lascia scorrere. Dialoghi in campo, non c'è tanto nervosismo ma c'è invece quello agonistico. Non ci sono stati accenni di rissa per una partita che rimane combattuta, lo sarà fino alla fine. Sponda di Amodeo, non c'era nessuno e dunque pallone giocato da Amico, ancora a terra
aspetta proprio la presenza degli avversari, in questo caso di Cenciarelli, per poterlo prendere con i guanti. Villarosa che andrebbe comodo ai calci di rigore per il fatto che ha un uomo in meno rispetto agli avversari, anche per il fatto di aver giocato la partita precedente soltanto 3 giorni fa. Cocimano aspetta il pallone, c'è Siragusa davanti a lui, adesso anche York. Cocimano liscio, finta, non si sa, alla fine il calcio d'angolo è comunque suo. Cambio, dopo tanto tempo entra Zerilli in casa Petrosino. Esce Sparacia, anche lui a bordo campo. Dentro dunque Zerilli. Terzino destro. Opportunità dalla bandierina per il Villarosa. Poco più di 5 minuti alla fine del primo supplementare. Parte la battuta in mezzo, smanaccia Rustico. C'è stato anche un fallo in attacco con York che è caduto dentro la porta. Mossa di Ingargiola anche in ottica eventuale espulsione, perché Sparacia era tra gli ammoniti. Dentro anche Alessio Folisi in casa Villarosa. Esce Rapé, che aveva preso inizialmente il post di Lodico. E dentro dunque Alessio Folisi. Figlio dell'allenatore Mario e fratello del vice Mattia. Lancio a centrocampo, Amodeo il controllo con il petto, subisce fallo dallo stesso Alessio Folisi appena entrato in campo. Calcio di punizione per il Petrosino. C'è il solito Davide Quinci che propone lungo, sempre verso la testa di Amodeo, colpisce di testa di Blasi il pallone di Cordaro che lo mette giù, riesce a scambiare con Alessio Folisi, ancora Cordaro verso Bangura, passaggio però è impreciso. Arrivano comunque applausi dalla gradinata del Fiorilli. Nuovo pallone di Gancitano verso la fascia, coperta da Cenciarelli, si ritorna dietro, colpo di testa di Gancitano, rimbalza il pallone davanti York, lo prende il Villarosa. Cimino verso l'interno, c'è Cordaro largo a sinistra, evita un avversario, poi finisce giù, si continua. Allora Cocimano, lancio lungo, il pallone verso Cordaro, lo va a prendere Rustico. Siragusa, lancia a cercare York, troppo lungo, c'era anche Cava in pressione. Siragusa, elemento fondamentale al centro della difesa, eppure ha segnato una doppietta. Primo gol di testa, poi di piede, con una traiettoria abbastanza efficace, con la giusta potenza che è servita per mettere tutto sul 2-2. Infatti è stato il suo l'ultimo gol in generale che si è visto qui alla Fiorilli questo pomeriggio. -2 ed entreremo nel recupero del primo tempo supplementare. Capiremo se ci sarà anche eventuale recupero. Finisce giù Alessio Folisi, interviene l'arbitro, chiede
qualcosa all'arbitro. Davide Quinci cerca di dare una motivazione. Nuovo capannello ad interrompere tutto. Pallone che verrà consegnato dall'arbitro in diversi. Hanno voluto il fallo. Lo stesso Alessio Folisi fa ricominciare da dietro l'azione al suo Villarosa. Meno di 60 secondi al termine del primo supplementare. Davide Quinci tenta il tacco, Cocimano non c'è, Alessio Folisi a duello con il centrocampo del Petrosino che ha la meglio con Giacalone, mandato in verticale Amodeo, limite dell'area, esce Amico, Amodeo l'appoggio per York, porta libera ancora Amodeo, può calciare, finta, Amodeo, Amico ci arriva, incredibile! Cosa si è mangiato il Petrosino? Incredibile! Incredibile! Ha temporeggiato troppo Amodeo. York non l'ha messa dentro comunque. Amico ha recuperato la posizione e ha detto di no ai due attaccanti del Petrosino. Occasione assurda. Si resta così, ma il Petrosino ha lo stesso questa chance su calcio di punizione con Cenciarelli alla battuta. Pallone alto verso il secondo palo, la chiama Amico, la fa anche rimbalzare con qualche brivido, poi si scontra con York. La panchina del Villarosa chiede il cartellino giallo, quello che decreterebbe l'espulsione da tantissimo tempo. Sta giocando col fuoco Kawhi York. Amico corto, ma c'è la fine del primo tempo supplementare, si resta sul 2-2, ma il Petrosino incredibilmente si è mangiato l'impossibile poco fa. Un'occasione assurda per rimettere tutto a proprio favore per come lo era nei primi minuti di match, con il gol di Siragusa, poi ha fatto doppietta nel recuperare lo svantaggio di Cordaro e Cocimano. A breve si ricomincerà con altri 15 minuti di fuoco, sempre qui al Fiorilli di Casteldaccia tra Petrosino e Villarosa. Chi vince andrebbe in promozione, sì, però il Villarosa è già su grazie ai playoff, il Petrosino dunque ne ha approfittato, essendo la finalista, a staccare l'ultimo pass per il salto di categoria. Ci sono state altre squadre che attraverso i playoff hanno gioito, per esempio il Gemini nel triangolare playoff delle perdenti, sempre nell'ambito della prima categoria siciliana, Catania San Pio X, Valle del Mela. Per quanto riguarda altri gironi che non interessano in modo diretto queste due squadre, e poi l'Accademia Trapani che ha raggiunto il primo posto nel triangolare playoff, proprio davanti il Villarosa. Ha ottenuto il pass per la promozione. L'Accademia Trapani che nel corso del campionato, nel corso della stagione regolare, ha avuto il Petrosino come avversario. Ci sono state le due sfide nella stagione regolare, con il Petrosino che ha pareggiato in casa lo scorso 27 novembre, finì 2-2, poi il ritorno a
proposto un altro pareggio, quindi 1-1 al Sorrentino di Trapani, ma la sfida decisiva è stata nella giornata dell'8 maggio, la finale playoff del girone A, quindi 2-1 per l'Accademia Trapani, con il Petrosino che ha perso all'88esimo e al triangolare. Dunque c'è andata l'Accademia, che poi ha trionfato soprattutto grazie alla vittoria alla prima giornata per 3-0 contro il Gemini Villarosa, mentre ha vinto alla terza giornata proprio contro l'Accademia Trapani per 3-2. Gemini che poi è salito sconfiggendo nella classifica del triangolare playoff delle perdenti Sant'Alessio e San Fratello. Tra pochissimo si proseguirà a giocare con il secondo tempo supplementare tra Petrosino e Villarosa. Chi vince tra queste due squadre conquista la sua prima Coppa Sicilia nella propria storia. Incitamento anche dalla gradinata della Fiorilli di Casteldaccia, l'impianto scelto per questa finale. Dunque parliamo di campo neutro, come giusto che sia. Ancora si deve decidere tutto per consegnare questo trofeo a una tra Petrosino e Villarosa. Ricordiamo che il Villarosa è in 10 dall'82esimo, doppio gialla Camarà, e dunque espulsione. Sarebbe veramente un'impresa per gli ennesi raggiungere i calci di rigore. Petrosino che in chiusura di primo supplementare si è mangiato l'impossibile con York e Amodeo. Entrambe la vogliono vincere. E dunque godiamoci questi ultimi 15 minuti di questa sfida che sembra non finire più. 15 minuti decisivi oppure no, perché in caso di ulteriore parità si va ai calci di rigore. Il pallone rimbalza, adesso viene gestito da Bangura, si mette davanti a lui Tilotta, il servizio è per York, anticipa tutto Alessio Polisi, lancio lungo, Cordaro non è proprio in quella zona, Bangura, Cordaro, l'appoggio, fallo di Siragusa, si chiede il cartellino giallo, non è così per l'arbitro, anzi sì, decisione presa dopo da Davide Lopresti di Messina. Terzo ammonito della partita per il Petrosino. Gli altri due sono York, che è ancora in campo, l'ultimo è Sparacia, che invece è uscito, ha lasciato il posto a Zerilli, mentre l'altro cambio è stato l'ingresso di Fusinato per Sellitto. Dunque due uomini inseriti dalla panchina per Ingargiola, invece sono stati ben di più i cambi per il Villarosa. Addirittura Rapé ha preso prima il posto di Lodico, che è dovuto uscire per crampi, ed è uscito a sua volta al posto di Alessio Polisi. Punizione Villarosa con la battuta di Coci, mano alta. Finisce nel grano il pallone che circonda il campo in erba naturale del Fiorilli di Casteldaccia. Cambio, attenzione perché entra Altamura, il vice allenatore di Ingargiola. Parliamo di tantissima esperienza qui, classe 71, 50 anni, 51 la prossima settimana. Rinvio per Rustico, che si è rimesso il cappello. Quella porta è la più maledetta, tra virgolette, per quanto riguarda il sole in faccia.
l'altra invece no. Cimino fermato da Gancitano. Dentro dunque Gianfranco Altamura, cresciuto nel Mazarain. Giocato anche con il Mazarain Eccellenza. Cross dentro, primo palo, la ginocchiata fuori. In calcio d'angolo per il Villarosa. Alessio Folisi dalla bandierina. Parte la battuta, il colpo di testa a liberare Cimino, all'improvviso a calciare fuori. Prova a giocarla, prova a giocare. Rimessa dal fondo per Rustico. Non si intende in difesa del Petrosino, che si lamenta di qualche scelta interna tra i compagni. Adesso c'è la rimessa per Gancitano, la battuta verso York, il controllo con la testa, ostacolato da Cabba. Il pallone non esce per l'arbitro, spazza tutto Cabba nella zona di nessuno. Petrosino chiuso, in difesa ci sono soltanto Cimino e Cocimano. Dopo la linea di centrocampo adesso addirittura è soltanto Cocimano a restare in attacco. Colpo di testa di Cabba, insegue il pallone Cocimano, altro colpo di testa stavolta di Siragusa, la presa di Cocimano ancora una volta con il tentativo di Veronica. Prima ne è riuscita una veramente efficace nel corso del match. Occhio al retropassaggio, Amico si stava ritrovando indietro rispetto al pallone. Cencerelli vuole battere subito la rimessa laterale. Gancitano, il lancio di Giacalone, ancora l'appoggio di Cenciarelli, la protezione di Laudani contro York, mette il pallone fuori e dunque c'è la rimessa laterale per il Petrosino già battuta. Appoggio in fascia, la presa di Gancitano, cross dentro, colpo verso la porta dal nuovo entrato Zerilli. È stato commesso per un fallo in attacco. Amodeo non è d'accordo. Il tocco verso la porta di Zerilli, ma per l'arbitro si deve fermare tutto. Meno di 10 ai calci di rigore. Si rialza Di Blasi da terra. Rimessa in gioco del pallone da ripetere. Lancio lungo. Siragusa, l'ennesimo colpo di testa della sua partita. Cimino, scambio con Cocimano, ancora Cimino, fermato da Siragusa con tanta freddezza a trovare York. York verso l'interno del campo, ancora York, gira tutto e si cambia dall'altro lato. Zerilli, lancio lungo, voleva il colpo di testa, Amodeo anticipato, ancora York in area di rigore, York lato corto, nuovo fallo. In attacco i tifosi arrivati qui a Casteldaccia del Villarosa vorrebbero il doppio giallo per York. Addirittura arriva qualche voce dalla panchina della Villarosa, ci stiamo segnando tutti i fischi su York. Punizione Villarosa.
la propria zona di difesa, la battuta profonda di Di Blasi. Gancitano in fallo laterale. C'è Caba. La battuta in fascia a trovare Cocimano. Petrosino cerca di giocare sullo stretto e si prende la rimessa. Gancitano per Davide Quinci, gira tutto da Siragusa. Il pallone di Fusinato, sempre per Zerilli, da quelle parti Altamura. Il controllo del vice di Ingargiola, ancora Altamura. Il passaggio verso il centro per Giacalone, pressing di Bangura, serie di scambi, si lamenta il tocco, definizione per il Petrosino. Sembra essere Altamura il prescelto per battere questa punizione. Davanti a lui ha Mardi, che ha soltanto 16 anni, lui ne ha 50. Quasi 51. Punizione, Petrosino. Va Altamura, colpo di testa di Bangura, abbastanza prevedibile. Cenciarelli trova gli avversari davanti a lui, ripropone Fusinato, il pallone arriva in limite dell'area di rigore. Amodeo! Amodeo! Il gol del Petrosino! Si toglie la maglia, festeggia con i suoi compagni il Petrosino. Ripassa in vantaggio con il proprio bomber, soltanto lui la poteva risolvere una partita del genere. 3-2 a 5 minuti dalla fine dei tempi supplementari. Che festa per il Petrosino, a questo punto a un passo dalla vittoria della Coppa Sicilia. Il gol di Amodeo, ammonito per essersi tolto la maglia. Mario Folisi è entrato in campo per chiedere spiegazione all'arbitro. Il gol di Amodeo, che mette tutto sul 3-2, rimette in vantaggio il Petrosino. È il sesto gol nelle ultime 3 partite. Cartellino rosso intanto per Di Blasi. Occhio perché il Villarosa a questo punto rimane in 9. Villarosa che probabilmente ha perso la testa. Espulso Di Blasi, Villarosa in 9. Folisi vuole l'attacco a 4 per riprendere questa partita. Guardate, i giocatori del Villarosa sulla linea di centrocampo sono ben 6, 2 dietro e il portiere, per un totale di 9. 118esimo, il Villarosa alla conquista di un pareggio incredibile in 9 uomini in finale di Coppa Sicilia dopo il gol segnato da Amodeo. Il sesto nelle ultime 3 partite, il 21esimo in stagione. A questo punto saranno decisive tutte le perdite di tempo.
Qui c'è un cambio per il Petrosino, c'è l'ingresso di Vincenzo Quinci. Villarosa che lamenta la perdita di tempo. C'è Cenciarelli che sembra uscire leggermente zoppicante. Il Villarosa chiede fretta ai propri avversari e lui ad uscire. Diego Cenciarelli, applaudito dei presenti qui a Casteldaccia. Entra Vincenzo Quinci, l'opportunità per il classe 2004, farà 18 anni il 5 di luglio. Dunque quarto cambio per il Petrosino con l'uscita di Cenciarelli e l'ingresso in campo di Vincenzo Quinci. Colpo di testa doppio tra Capa e York. È rimessa laterale per il Villarosa. Battuta adesso, sponda Cimino, vuole fare tutto in velocità. Spazza via Siragusa. Colpo di testa di York, occhio a Vincenzo Quinci, esce Amico che addirittura in scivolata spazza sul centrocampo. Avanza ancora il Petrosino, Altamura non evita Alessio Folisi, ma Alessio Folisi commette fallo. Altamura rimane giù, cartellino giallo per Alessio Folisi, l'ennesimo ammonito di questa partita. E il Petrosino ha sempre di più questa finale, la conquista di questa finale. Ancora giù Gianfranco Altamura. In prima categoria ci ha giocato con la maglia della Mazzarese. Quest'anno ci è tornato con quella del Petrosino. 2 di recupero per questo finale, già partiti. Si giocherà fino al minuto 122 con il Petrosino avanti per 3-2. Ha trovato 4 minuti fa la rete con Amodeo. Quella che a questo punto deciderebbe la finale della Coppa Sicilia. Battuta la punizione Amico contro York, steso. C'è fallo in attacco però di York. È volata anche una bottiglietta d'acqua in mezzo al campo. L'arbitro va a vedere le condizioni di York. Sembra essersi non fatto niente. Infatti proprio l'arbitro rialza Kawhi York da terra per velocizzare le operazioni. Battuta la punizione da Amico. Avanza il Villarosa ma butta il pallone fuori con Cava che non riesce a prenderlo. Vuole riconsegnarlo a Giacalone che sta lì. Tipiche scene da finali di partita decisivi. Gancitano, Siragusa propone lungo, il pallone arriva dalle parti di Amico che esce contro l'arrivo di Vincenzo Quinci. Il rinvio è morbido, porta vuota, York calcia, la difesa del Villarosa leva via Amico fuori dalla propria porta, spazza. Colpo di testa di York, si continua a giocare Vincenzo Quinci contro Alessio Folisi, scambio, Altamura, ce l'ha lui, scivolata da dietro di Alessio Folisi, regolarissima, l'arbitro era lì, ancora Bangura, non vince il rimpallo, c'è la Capa, si gira contro York e fa ripartire il Villarosa, scivolata da dietro a sua volta di Vincenzo Quinci, pressione su Cimino, cade Vincenzo Quinci per prendere un altro po' di tempo a favore del suo Petrosino e punizione però concessa al Villarosa. Ormai siamo oltre il tempo di recupero, oltre il 122esimo di questo pomeriggio infinito. Ultime sofferenze per il Petrosino, sale anche Amico. Occhio a questo punto perché la battuta di questa punizione è decisiva per capire o meno se si andrà ai calci di rigore. Di Blasi
pallone in mezzo, la presa di Rustico, triplice fischio, il Petrosino batte il Villarosa e vince la Coppa Sicilia 2021-2022 ai tempi supplementari. Decisivo il gol di Amodeo al minuto 116. Tutti ad abbracciarsi, i giocatori del Petrosino, giocatori del Villarosa a terra dalla disperazione. Soprattutto Caba, che è lì in zona un po' confortato dagli avversari. C'è tanta amarezza per una squadra che ha giocato soltanto fino a 3 giorni fa. È arrivata ai supplementari, ha terminato in 9 a causa delle espulsioni di Camarà e di Blasi. Arriva anche la Coppa. In campo tra pochissimo ci sarà la premiazione per quanto riguarda il Petrosino, che ha vinto la Coppa Sicilia, la competizione riservata alle squadre di prima categoria siciliana. 3-2 il risultato finale, tutto è stato aperto grazie alla rete arrivata con Siragusa al 24esimo. Poi in apertura di ripresa il pareggio di Cordaro al 48esimo, 4 minuti dopo il gol dell'1-2 di Cocimano al 52esimo, un minuto più tardi la rete di Siragusa, far doppietta la prima stagione, lui che non è proprio un attaccante, e poi la rimonta completata, la controrimonta del Petrosino con Amodeo, tanto decisivo. E adesso gli applausi del Petrosino anche da parte della propria gente, che si prende la vittoria della Coppa Sicilia. Tra poco la premiazione, la consegna della Coppa per una squadra che ha riportato questo trofeo nella provincia di Trapani dopo 11 anni. L'ultima vincitrice in quella zona lì fu il Salemi nella stagione 2010-2011, che ha battuto in quell'anno per 1-0 il Rocca di Caprileone. Adesso il Petrosino batte il Villarosa 3-2 dopo i tempi supplementari, a 4 dalla fine. Una gioia che resterà nella storia, perché questo è il primo trofeo del Petrosino per quanto riguarda la Coppa Sicilia. York arrabbiatissimo, ma di gioia, ha spaccato anche qualcosa di plastica, non vogliamo sapere cosa, ma tra poco ci sarà l'alzata della Coppa da parte del Petrosino. Una squadra che ha saputo soffrire, è stata più cinica del Villarosa, ha avuto più occasioni, anche se Villarosa nel secondo tempo ha avuto i colpi. C'era stata quell'occasione per la squadra di Folisi. Si pensava il peggio per i giallorossi dopo la doppia opportunità capitata a York e Amodeo davanti la porta di Amico, con un gol mangiato in maniera assurda. Invece a 4 dalla fine Amodeo si è riscattato. Intanto c'è della confusione nella gradinata, sono volate delle manate probabilmente tra sostenitori delle due squadre. Veramente un peccato interrompere il ritmo, insomma la gioia e i dolori che una partita di calcio può regalare. Infatti c'è tantissima confusione a bordo campo, probabilmente qualcuno non è stato proprio contento di come è arrivata questa sconfitta. Un fattore potrebbero essere i tanti falli di York da ammonito. Ha rischiato tantissimo il giocatore della Petrosino dopo aver ottenuto il cartellino giallo.
infatti anche la panchina della Villarosa non è stata molto d'accordo a riguardo questa decisione da parte dell'arbitro. Ci sono dei disguidi con una Coppa Sicilia che verrà consegnata ufficialmente tra poco al Petrosino, la squadra che raggiunge la promozione dopo tanto tempo. A questo punto la consegna del salto di categoria non è data dal fatto che Petrosino abbia giocato questa partita da sfidante, ma comunque ha vinto, ha sfruttato l'occasione della Coppa Sicilia nel migliore dei modi. Il Petrosino aspetta di alzare questa coppa voluta sin dall'inizio. Probabilmente la svolta è stata arrivata dopo quel risultato, quel 3-0 a tavolino contro l'Aspra, dopo una partita persa sul campo per 4-1. Da lì il Petrosino ha avuto un altro piglio nel corso della competizione, ha costretto la capolista e poi vincitrice del girone B di prima categoria a pareggiare sul proprio campo, finì 2-2 sempre contro l'Aspra. Poi la vittoria in semifinale contro il Vizzini e la vittoria anche oggi nella finale contro il Villarosa. Per completare un po' il cerchio, il Petrosino superò al primo turno il Salemi, mentre agli ottavi ha avuto la meglio sull'Altofonte. Anche in quel caso ci fu una vittoria a tavolino nell'ottavo di ritorno a causa dell'esclusione dell'Altofonte dal campionato di prima categoria in corso. Gli animi si sono un po' calmati a bordo campo, ci sono stati dei disguidi, qualcuno che non ha apprezzato totalmente l'esito della partita, scene che succedono spesso. Adesso ci sono diversi giocatori della Villarosa che osservano i propri avversari alzare la Coppa Sicilia, che verrà consegnata tra pochissimo. È entrato letteralmente un tavolo in campo e adesso il trofeo verrà consegnato alla squadra in giallo-rosso. C'è il trofeo, c'è la targa. Andiamo a seguire un po' assieme quello che succede in mezzo al campo. Ci ritroviamo tra poco.
Allora, chi dà la targa al Fabio Cartella, presidente della delegazione di Palermo, dà una targa al Castelbaccio e li ringrazia per Grazie. Prego, continuiamo Gianni. Gli assistenti, il vicepresidente. Il vicepresidente Corpo premia gli assistenti. Prego ragazzi. Il rappresentante del CRA, dov'è? Ciao, ce l'ha fatto. È scappato. Dopo. Prego. Il sindaco è andato via o c'è ancora? No, qua. Lo chiamo. Il sindaco. Sindaco! Non può entrare, non l'hanno fatto entrare. Non l'hanno fatto entrare. Posso premere io a Matteo, sei più vecchio e io sono più giovane. Ma se non c'è il sindaco facciamo così. Qua il sindaco sta entrando. Non si direbbe che è il più vecchio. Per noi che per gli avversari Sì, ma dobbiamo anche mettere in equilibrio, le distanze. sono campi spettacolari. E ci sono campi bruttissimi, purtroppo siamo in una fascia di spazio per mettere in equilibrio la distanza diveniva un problema, però 100 metri in lui, 100 metri in dai, lo dico così. il campo Penso. Noi è andato bene. È importante che... Sono stati premiati con adesso sono stati premiati la cosa. Infatti si è dato le medaglie. ha dato le medaglie, ma adesso ci sei sindaco. Presidente, scusi, ubriaco. No, ha bevuto prima di giocare. Allora il sindaco di Casteldaccia premia la società seconda classificata e io invito questo ragazzo in nome di questa Ciao società. Mattia! Si prende quello che è. Giratevi per la foto. Ecco la foto da questo lato, prego sindaco. Chi è il capitano? Capitano squalificato per la Coppa. Ho sofferto più di voi là sopra. Allora, siamo pronti? Ci mettiamo dietro. Dietro Ale. Però non mettete Voi più passi avanti. Fermi un secondo, così facciamo. Salati Giova. Dipende a tutti. Faccio doppietta! Non ti rimane in capo, ci pigiate i capelli. Quale capito? Alessandro, vi premi a tutti a una volta. Andiamo là, dai. Presidente! Ha seguito le medaglie a una
I festeggiamenti del Petrosino che ha vinto la Coppa Sicilia 2021-2022, la vittoria ai tempi supplementari a 4 dalla fine grazie alla rete di Amodeo contro il Villarosa per il risultato di 3-2, la doppietta di Siragusa. C'era stato in mezzo il recupero degli ennesi con le reti segnate prima da Cordaro e poi da Cocimano. Amodeo ha deciso tutto nei tempi supplementari, l'approdo in promozione c'è per la squadra della provincia di Trapani che porta il trofeo della Coppa Sicilia in provincia dopo 11 anni. L'ultima squadra a riuscirci fu il Salemi che aveva battuto nella stagione 2010-2011 il Rocca di Caprileone per il risultato di 1-0. È tutto dalla Fiorilli di Casteldaccia, vi lasciamo con le immagini dei festeggiamenti del Petrosino che ha vinto la Coppa Sicilia 2021-2022. Grazie dell'attenzione, un saluto da Salvo Geraci. Aspetta. Non ci non vado a